Più di 10.000 giorni di chiusura da aprile 2023 a novembre 2025 negli uffici postali in Veneto, una situazione che sta creando grandi disagi soprattutto nei paesi con meno servizi e che ha mobilitato anche la politica. E ora il consigliere regionale Jonathan Montanariello del PD con la capogruppo Dem Vanessa Camani sono intervenuti per chiedere un tavolo regionale con poste italiane per garantire questi presidi di socialità nei territori. Il radicamento dei servizi soprattutto nei territori più fragili, giorni di chiusura più di quelli che erano previsti negli uffici postali che oggi sono per i cittadini non solo il soggetto dove recarsi per la corrispondenza, ma molto spesso anche per i servizi finanziari, telefonici o altro. Questo è un vero e proprio colpo a quella che è la funzionalità dei nostri territori che noi non possiamo accettare, perché una regione che funziona se ha i servizi, non se i servizi vengono ridotti e contratti in nome del profitto, soprattutto se si tratta di un'azienda di Stato. Le province più colpite sono Treviso, Padova e Venezia e anche il progetto Polis, finanziato con 800 milioni di euro, che doveva portare uno sportello unico della pubblica amministrazione all'interno degli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti, è stato spiegato, viaggia con 40 giorni di chiusura dichiarata per adeguamento uffici ed una chiusura media effettiva di 108,6 giorni. Noi dobbiamo unire le forze fra quella che è la società civile e quelli che sono i lavoratori delle poste, che sono i primi a risentire dei disservizi che noi diamo ai nostri utenti, che l'azienda si ostina ormai a chiamare clienti. Noi riteniamo che attraverso questa operazione di sensibilizzazione bisogna che l'azienda capisca che sta tagliando il ramo sul quale è seduta, perché la propria forza è la capacità di stare dentro il territorio e di essere un presidio essenziale per tanti cittadini. Grazie. Il risultato è questo: anziani costretti a lunghi spostamenti per svolgere operazioni basilari, aree soggette a spopolamento ulteriormente isolate, riduzione dell'accesso ai servizi essenziali nelle comunità, aumento anche del digital divide e del disagio sociale e perdita dei fondamentali presidi di legalità e socialità dei territori che sono gli uffici postali. La nostra proposta è un tavolo regionale immediato per monitorare gli uffici che chiudono più del previsto, gli uffici che sono chiusi e non riapriranno più, per vedere in quali territori probabilmente sarà da concordare la riapertura, e che ci sia una sinergia, un tavolo, visto che il Ministero di Giorgetti, amico politico diciamo, del nostro Presidente, è uno dei maggiori detentori delle azioni della società, e quindi chiediamo alla filiera politica e istituzionale di questa regione di funzionare.